Buonasera a tutti, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia, in compagnia delle Sibille. Oggi è mercoledì 9 marzo, dunque abbiamo cominciato da poco il mese, siamo in un nuovo periodo. Come vi vanno le cose? Comunque io sono Hildegarda, per quelli che non dovessero ancora conoscermi, mi occupo di radionica, radiestesia, tarologia, ermetismo e astrologia e sono presente sia su Facebook che su internet. Su Facebook mi trovate insieme al Marietto Veneziano nei gruppi I Casti Sacerdotali e il gruppo Radionica, Radiestesia, Tarologia ed Ermetismo, mentre su internet siamo ormai online dal 2015 con il sito www.ilcapitano.altervista.org. Su questo sito infatti divulghiamo e raccogliamo materiale di radionica, di radiestesia, ma anche altre discipline che sono quelle contemplate appunto dalle nostre attività. Quindi trovate sicuramente materiale anche di esoterismo, meditazioni, ma anche dispense per il percorso spirituale individuale e ovviamente non solo questo, perché nel sito trovate anche la sezione shop. Comunque tutto il materiale raccolto in dispense è in PDF ed è gratuito, dunque è una divulgazione completamente gratuita che mettiamo al servizio delle persone. Invece nella sezione shop trovate quelli che sono i nostri consulti, i nostri servizi professionali, tra cui anche questo ciondolo che vedete in sovraimpressione e che forse non so se si vede sul sito perché oggi l'ho cercato ma non vedevo questa foto. Comunque sappiate che quando vedete il talismano e il ciondolo sefirotico si tratta di questo splendido ciondolino, un ciondolo che ha un grandissimo significato per quelli che sono i cabalisti, insomma gli studiosi di questa filosofia, di questa antichissima tradizione e che per prima ha definito quelle che sono le varie schiere angeliche e la loro attribuzione non solo in termini di nomi, ma anche di qualità e di quelli che possono essere gli ambiti su cui hanno effetto, potere e compito e scopo. Dunque, per quanti volessero in qualche modo propiziarsi una buona fortuna, ma anche proteggersi, perché questo talismano comunque è programmato anche con la radionica e con la radiestesia, per almeno 9 livelli di protezione, ma anche per, come dire, per riequilibrare i corpi sottili, mantenersi puliti a livello energetico, per rilasciare quelli che sono gli accumuli anche di sentimenti, emozioni represse che nel tempo possono diventare nocive anche per la salute, ma anche per quelli che volessero un contributo propiziatorio di Giove che è stato appunto caricato sul ciondolo, bene, allora questo ciondolo sicuramente fa per loro. E, nel sito comunque, sempre nella sezione shop, trovate anche altre cose di cui ci occupiamo, sicuramente anche i sigilli, soprattutto in questo periodo sta andando forte il sigillo di Marte, il sesto in particolare, perché ha delle qualità molto importanti per quelle che sono la protezione da ogni forma di nocumento del corpo, dunque una tutela anche da ogni tipo di arma, oltre che fornire un contributo straordinario in quello che è uno sblocco di tutto ciò che è negativo. Ma non sono solo cioè non c'è solo il sigillo di Marte, ci sono sigilli veramente per ogni situazione e circostanza della vita e chiaramente se avete dubbi su quale può essere quello più adatto a voi, ma sentite che siete bloccati oppure che ritornate, rivivete schemi già visti e che più o meno nella vostra vita i soliti blocchi sono lì ad aspettarvi, allora forse è il caso di studiare il vostro tema natale, il vostro quadro astrologico per capire dove possiamo intervenire in modo efficace per appunto darvi una mano nel vostro percorso e nella vostra vita, una soluzione quantomeno. Ma ovviamente ci occupiamo anche di ritualistica di natura propiziatoria, di alta magia cerimoniale, dunque è una ritualistica che anche in questo caso si rivolge alle intelligenze divine, così come i sigilli peraltro, ma hanno, come dire, un'impronta diversa perché il sigillo mette in comunicazione
la persona, no, crea proprio una connessione, un collegamento fra la persona per la quale viene consacrata e l'intelligenza divina o le intelligenze divine in alcuni casi del sigillo, mentre invece la ritualistica è mirata, cioè l'operatore entra in contatto con attraverso appunto pratiche evocatorie con le entità e affida un compito. Ovviamente non sono tutte così le tradizioni magiche, non tutte si muovono in questo modo, ma questa è antichissima tradizione di natura e di estrazione cabalistica e ovviamente proprio perché muove intelligenze di natura elevata ha tempi che per quello che è il piano materiale sono un po' più lunghi, ma quando si muovono loro fanno veramente le cose ben fatte. Bene, detto questo vi ricordo che torneremo nella diretta venerdì alle 21:15 e che ultimamente il Marietto comunque fa moltissimi video che troverete sul suo canale YouTube. Tra l'altro appunto oltretutto siamo anche su YouTube, all'interno dei quali canali di cui vi ho detto, insomma, da quello del Marietto Veneziano e il mio personale, troverete veramente altro materiale interessante di condivisione e di divulgazione. Benissimo, allora ovviamente se volete un consulto professionale, il mio numero scorre in sovraimpressione, lo vedete adesso anche nell'immagine, considerate che un consulto con me ha un costo di 20 € e una durata di 45 minuti. Inoltre, ecco il Marietto viene in soccorso alla mia memoria, inoltre tra le nostre attività, fra le nostre occupazioni c'è anche i protocolli di riequilibrio radiestesico che sono preposti appunto per portare di nuovo le frequenze giuste nella vostra vita. Noi sappiamo che la nostra vita è composta da più e più cose che nell'insieme creano le circostanze che andiamo a vivere, dunque c'è un piano mentale, c'è un piano emotivo, ci sono vecchie ferite oppure vecchie memorie, c'è un karma, ci sono anche i lasciti di quello che è il patrimonio degli antenati, insomma ci sono una serie di livelli che in qualche modo interferiscono o condizionano il nostro vissuto, sui quali andiamo ad intervenire portando un riequilibrio veramente a multilivello. Quindi anche questo è uno dei nostri servizi professionali. Benissimo, allora ricordo dagli utenti che provengono da Facebook, dal gruppo Facebook, che è necessario autorizzare StreamYard a pubblicare i vostri commenti, altrimenti purtroppo non vediamo chi siete. Cioè leggiamo il commento e sicuramente nel commento avete scritto il nome e la data di nascita, penso che ormai saprete come funziona, vale a dire che quando ponete la domanda dovete mettere il vostro nome, la vostra data di nascita, formulare la domanda in modo chiaro, preciso, selezionando quella che è una cosa che vi sta a cuore, un ambito mirato e dando dunque anche delle indicazioni di quello che state vivendo. Per esempio, se si tratta di lavoro, allora se state lavorando ditelo, scrivetelo, cioè date dei dettagli perché è importante per noi, per darvi una risposta ovviamente attendibile. E se la domanda dovesse riguardare un'altra persona, dico sempre, mi raccomando, mettete anche il nome e la data di nascita di questa persona, è importante per la scia energetica. Che dire? Direi di cominciare. Ok, Michela. Buonasera Ilde, buonasera Marietto. Posso chiedere cosa c'è in arrivo per me? È troppo generica, Michela. Ho appena finito di dire, dovete essere specifici, mirate su una. Dimmi, integrala un po' questa domanda perché non saprei in che direzione. Sai, le sibille possono voler dire di tutto, e dunque non esageriamo, non ho la sfera di cristallo, devono essere interpretate. Allora, dunque, Michela, se per favore puoi approfondire la tua domanda, sarò ben lieta di risponderti. Direi c'è l'altro utente, questo utente che si chiama. Sì, allora Michela, spero che nel frattempo tu abbia sentito le cose che ti ho chiesto. Dunque scegli una direzione precisa perché così andiamo veramente. Ho appena finito di dire che bisogna mirare in un ambito, in una direzione, questo è troppo
troppo generica come domanda. Allora c'è anche Rossella, che è l'utente Facebook che, spero stia ancora seguendo, anzi cortesemente fatemi sapere chi c'è di quelli che hanno posto la domanda, perché così direi di procedere con la risposta. Vediamo intanto se Michela integra. Certo che questi tempi della diretta sono un po'. Allora, Olga, metti la tua data di nascita, per favore. Ripeto, dovete mettere il vostro nome, la vostra data di nascita, la domanda formulata in modo chiaro e c'è la domanda formulata in modo chirurgico, non solo chiaro per Olga, ma manca tutto il resto. Allora, un lavoro ben retribuito, soldi, ok, perfetto. Allora rispondo a Michela in attesa che anche Olga integri i dati. Michela, vediamo cosa arriva per lei, il lavoro. Allora, sai qua il taglio vede un periodo di tormento, di sospiri, di preoccupazioni o comunque di attesa e questo clima emotivo sembra essere legato comunque a un ragazzo, un uomo giovane, che potrebbe essere un figlio o un collega o un uomo più giovane d'età in ogni caso. Vediamo un po'. Allora, diciamo che la fortuna, mettiamola così, il periodo, passato ti vede un po' bloccata, cioè si capisce che tu hai delle qualità, voglia di fare, ti stai impegnando, c'è anche, come dire, costanza, no, non solo costanza perché il significato della carta, ma anche, veramente delle qualità che tu metti nel tuo lavoro e hai probabilmente dei sogni, dei desideri già da un po', che come vedi comunque sono bloccati. Nella linea del passato c'è la carta della prigione, un periodo un po' così, come se le cose andassero avanti un po' col freno a mano tirato, dunque molte resistenze. E poi c'è anche una cosa qui che compare, una notizia importante o qualcosa di importante che però non è positiva, cioè o una novità o una notizia importante che però non ha portato cose buone o che forse riguarda una persona che a tutti gli effetti si intromette troppo o che è stata in qualche modo pericolosa per te. Considera che stiamo partendo dal passato. In questo momento, vedi, il pensiero su cui sei è un po' così, sei un po' giù di corda, sei stanca da tante situazioni che si sono magari protratte nel tempo e dunque non confidi più tantissimo, sei, come dire, un po' pessimista in questo momento. Eppure guarda che proprio nell'immediato, se non è già avvenuto, comunque è solo questione di tempo, no, siamo nella linea del presente, arrivano notizie o la possibilità insomma di accedere a informazioni che riguardano possibili colloqui e effettivamente o vieni chiamata per qualche colloquio oppure tu chiami e in qualche modo c'è la possibilità di fare dei colloqui. Vedi, addirittura c'è il rafforzativo, direi che più di un colloquio. Cosa c'è però nel prossimo periodo? Dunque i colloqui vanno, c'è sicuramente molta rivalità, cioè ci sono più persone che mirano magari allo stesso posto, o comunque, l'indicazione è comunque benefica, no, molte possibilità di lavoro, ma il problema è questo: tu hai chiesto se
vedevo qualcosa, un lavoro ben retribuito, e purtroppo questa non è una carta che parla di una buona retribuzione, anzi è una carta di preoccupazioni, di dispiaceri, a volte anche di lavori sottopagati. Dunque sì, si muove qualcosa, ma insomma è sempre un po' penoso dal punto di vista economico. Eppure eppure ti vedo poi pensare, cercare soluzioni riguardo un qualcosa che in fondo ti stava già a cuore nel passato. Probabilmente c'era un lavoro che ti piaceva fare, un lavoro che, hai sempre sognato di fare o hai sempre amato fare. Dunque vedo che cerchi soluzioni e probabilmente in questo ti aiuterà poi in futuro un'amica o una conoscente, mh. Beh, allora diciamo che l'esito anche qui non è che parla proprio di guadagni che possono essere degni di nota, però si vanno a chiudere vecchie situazioni accumulate o comunque la prospettiva economica cambia e cambia comunque in una direzione, migliorata, cioè ci sono molte buone occasioni che si presenteranno, anche insomma di maggiore fiducia rispetto l'aspetto economico. Dunque, è vero che non vedo ancora niente di significativo, cioè non è che ti dico vedo delle entrate dove tiri il fiato, ma cambia qualcosa e sembra anche che, in questo cambiamento ci sia comunque una specie di rinascita, un nuovo inizio molto entusiasmante o comunque, positivo, mh? Allora, il tempo di ricomporre il mazzo, vediamo un po'. Bene, bene. Allora, Gabriella: "Hilde, mia nipote Stefania, 8 novembre '81, ad aprile ha un concorso. Cosa dicono le sibille?" Va benissimo, allora vediamo per Stefania, 8 novembre, perché ho aprile, sì, 8 novembre '81, vediamo questo concorso di aprile come andrà per Stefania. Eh, allora, il taglio è già molto positivo, certo. Ehm, abbiamo qui un beneficio, abbiamo qui una buona possibilità, anche se, qui c'è da capire se si tratta di un qualcuno con cui lei si troverà a dare il concorso, qualcuno che magari ha studiato con lei, un compagno di studi, un collega di lavoro, qualcuno che già ha intorno. Ma, se non fosse, un'indicazione di una persona in particolare, potrebbe indicare che magari è un po' magari un po' insicura, oppure si sente non sempre adeguata, ma vediamo di capirci di più. Comunque era un taglio abbastanza positivo. Ho le mani troppo asciutte, faccio fatica a girare le sibille. Allora allora, mhmm, ma, diciamo che credo che sia un'occasione su cui, tua nipote Stefania fa abbastanza affidamento nel tentativo, nella speranza, insomma, di cambiare anche in meglio la sua situazione e magari per passare di ruolo, oppure per ottenere un qualcosa a tempo indeterminato, cioè c'è proprio l'indicazione della vecchia signora, dunque punta a qualcosa di duraturo nel tempo. In questo momento diciamo che, forse è un po' sfiduciata oppure, ehm, potrebbe, avere proprio dei tormenti, non è tanto sicura, no, è un po' tormentata. Però effettivamente lei ha studiato, cioè il sacerdote e il denaro.
sono 2 carte che insieme, soprattutto per quello che riguarda gli studi, per quello che è una carta di preparazione e lei sta ancora tuttora studiando seriamente, cioè l'ha presa veramente sul serio, si sta dando da fare e comunque il sacerdote sembra indicare studi di natura o legale o amministrativa, capito? Adesso io non so se vuole partecipare a un concorso magari della pubblica amministrazione o anche proprio come insegnante, però di fatto la preparazione c'è per passare di ruolo, benissimo, e infatti è proprio l'idea che mi dava, no? Da uno stato di precarietà a uno stato invece duraturo. Allora, diciamo che veramente si sta impegnando, ha un po' di ansia forse, vorrebbe, ci conta tanto. Comunque, nel prossimo periodo, qui compare questo gran signore, dunque mettiamo pure che effettivamente potrebbe anche trovare qualcuno che cerca di darle delle indicazioni o che magari si presta ad aiutarla, magari anche a ripassare o ha dell'esperienza comunque, qualcuno che può darle una mano. Il Gran Signore normalmente è un protettore o a meno che non sia sposata e allora potrebbe indicare il marito, un marito che insieme a lei ha molta aspettativa. Ecco, allora il concorso abbiamo detto, guarda, questa è la carta anche dei concorsi, dunque ci siamo. E ci siamo anche che qui stia parlando di aprile, perché in fondo è il prossimo mese, in poche parole. Dunque, nell'ordine, diciamo così, progressivo delle sibille ci stiamo avvicinando. Ma per il concorso qui la carta della leggerezza, diciamo che fa pensare a o che insomma questo concorso non è proprio per un posto, vicino, magari deve viaggiare per andare a fare questo concorso, comunque c'è una distanza, come un viaggio, oppure è veramente un qualcosa che un po' la fa sentire irrequieta, ma di fatto c'è grande determinazione, grande volontà, secondo me, diciamo che, tirerà fuori questa grinta. Allora, dunque, l'unico piccolo c'ho 2 problemini, neanche l'unico, sono 2, la disgrazia e la nemica. Allora, diciamo che è un esito veramente ambiguo, ma non ambiguo, ambiguissimo, perché fedeltà seguito da disgrazia, fortuna seguito da nemica e è come dire, sono uscite, tra le 2 carte più belle, vicino a tra le 2 carte un po' meno belle del mazzo. Dunque, forse è la prima volta che vedo una cosa combinata così e dunque la mia idea è che comunque lei ci tiene, si impegna, darà il suo massimo, ma c'è un qualcosa qua, o qualcosa va storto rispetto, mhmm, o alla sua aspettativa, o anche solo quello su cui si era preparata, non lo so, o l'agitazione la frega un po', ma, c'è un qualcosa come un intoppo importante e anche qui, cioè, non lo so, o non starà bene proprio a ridosso del concorso o c'è una situazione, che, lei non si aspettava, magari si prepara confidando in quello che le viene data come indicazione da una parte, poi potrebbe anche essere che invece il concorso a Milano, sì. Potrebbe anche essere che invece non si sta preparando o non si preparerà sulle cose giuste, oppure che insomma faccia tanto di attenzione quando va al concorso, che magari non ci siano dei risvolti spiacevoli in qualche misura. Però è, un po' strano, cioè, lei ce la mette tutta, ma c'è qualcosa proprio che si intromette, c'è qualcosa che interferirà in modo importante. Ciao Doriana. Allora, Carla,
Buonasera Hilde, vorrei sapere riguardo una situazione lavorativa se si manifesta in una risposta positiva. Sono nata il 27 marzo del 70. Ok, allora vediamo per Carla il lavoro, visto che stai aspettando, insomma, una risposta, vediamo come andrà. Allora, Carla è la risposta che aspetta per il lavoro. Allora, ma mi faccio un'idea di un lavoro comunque che effettivamente può, può avere una struttura solida, duratura nel tempo, anche se stiamo parlando di un lavoro al di là dell'interpretazione delle figure personaggio, e allora può indicare una stabilità, una solidità, cioè un progetto che andrà avanti a lungo, anche se magari in un ruolo non proprio pienamente appagante. Così come pure potrebbe indicare invece un collega giovane coinvolto in questa cosa, magari giovane non intendo per forza giovanissimo, ma un po' più giovane di te che sei la consultante e magari sei tu che, come dire, devi un po' guidare, istruire qualcuno, non lo so. Comunque adesso vediamo un po' cosa dice la stesa. Allora, beh, sai, la risposta arriverà poi positiva, cioè alla fine andrà in porto, però ti devo dire che non sarà completamente una passeggiata. Perché? Perché già partiamo da un inizio dove sicuramente qui allegrezza al cuore, donna maritata, cioè vedo un impegno costante nel mantenere sia, non so, adesso io non so se tu hai come si dice, una famiglia, dei figli, ma, c'è un serio impegno, una seria partecipazione, cioè ti dai, molto da fare, probabilmente hai fatto anche più di un'occupazione e chiaramente, si vede una situazione poco chiara nel passato, dove ci sono state anche magari delle discussioni o delle incomprensioni, qualcuno che ha causato ostacolo, magari anche intenzionalmente con quello che ha detto. Dunque, diciamo che c'è una situazione del passato, che non vede del resto se mi fai la domanda oggi vuol dire che nel passato la cosa in qualche modo non è andata, no, e c'è dunque una certa circospezione. Ora, c'è questa proposta o qualcuno che ha fatto una proposta e, effettivamente sembra anche qualcosa di interessante, no, sembrerebbe qualcosa di allettante. Ma attenzione perché io vedo ancora un'intromissione, vedi che c'è la carta della nemica, dunque fai attenzione a aiuti non richiesti o a persone che magari si propongono o in modo troppo invadente e in questo modo diventano pericolose, no? Nel senso potrebbe esserci qualcuno che con la scusa di aiutarti invece ti complica la situazione. Diciamo che c'è, come dire, un qualcosa un po' di cui devi guardarti ed è al presente. Dunque, cosa succede infatti? Vedi che secondo me ti renderai conto che, c'è qualcosa che non va fra qualche tempo, dove, questa situazione incerta, precaria, che non si viene a chiarire, ti farà quasi, pentire, no, di alcune scelte. C'è una forma di rimpianto che vivrai nel prossimo periodo e forse, mhmm, il rimpianto è legato ai tuoi desideri, alle tue ispirazioni che vedi ancora non concretizzarsi. Dunque ti devo dire che questa risposta non è subito, come ti ho anticipato all'inizio. Eppure io vedo che a un certo punto un incontro importante o comunque una persona che andrai a incontrare, vedi qua il Gran Signore, porta finalmente questa occasione. Cioè tu vai a fare quest'incontro
che non è necessariamente solo lavorativo, così come non è necessariamente un incontro d'amore, solo perché c'è la carta dell'amore. Diciamo che si crea un'occasione veramente propizia, buona, che puoi cogliere e che sarà magari collegata a questo uomo che, o deciderà magari di investire, o crederà in te, o comunque renderà possibile il tuo progetto, perché infatti guarda, ci saranno ovviamente più colloqui, più incontri per fare questa cosa, cioè per concretizzarla, per f puntualizzarla e finalizzarla, e poi guarda la riunione e il denaro. Dunque finalmente una cosa che da tempo cercavi di realizzare sembra prendere la strada dell'arrivo, okay, dunque ti eri persa in una specie di labirinto, ma che non dipendeva da te, ed ecco che secondo me arrivi al dunque. Però ti ripeto, questa notizia che ti viene, o comunque questa conferma che ti verrà data di persona, non è adesso, non è il prossimo mese, e forse c'è da aspettare qualche mesetto ancora, perché quello che vedo è che oggi qualcuno ti causa delle problematiche. Allora, benissimo, io ringrazio tutti per essere stati in mia compagnia, vi ricordo l'appuntamento di venerdì alle 21:15 e vi ricordo comunque che sono disponibile per consulti professionali al numero che vedete in sovraimpressione, 347 8702 622, 20 € 45 minuti. Grazie a tutti e